Giunse così anche l'autunno e se ogni frutto ha la sua stagione, ogni trekking ha il suo sentiero. Mi trovo nelle Dolomiti Ampezzane, più precisamente a Ponte Tero Curto, località situata poco prima del Passo di Giao, provenendo da Cortina. Seguo subito quindi le indicazioni per il 437, rifugio Croda da Lago e Cason de Formin. Quello di oggi è indubbiamente uno dei trekking più iconici delle Dolomiti. Farò infatti il giro della Croda da Lago, inoltrandomi dapprima nella lunare Val de Formin. Costeggerò le immense distese di prateria del Mondeval, quindi il lago Federa, per poi fare rientro al mio punto di partenza attraverso la Val Nigra. Dopo circa 30 minuti di cammino ed aver superato una piacevole abetaia intervallata di tanto in tanto di corsi d'acqua e di ruscelli, giungo a Cason de Formin. Ora abbandono il 437 e mantengo la destra, inoltrandomi nella Val de Formin, segna via 435. Ripidino, È un sentiero che si snoda alla base della Croda da Lago e in meno di un amen inizia subito a prendere quota. Sì. Il percorso diventa più divertente ma anche leggermente più tecnico, fra lo slalom di massi posti sul sentiero e alcuni punti da risalire dove la roccia ha creato una sorta di scalette naturali. Comunque il tutto è sempre ben segnalato e di facile intuizione, quindi con cautela, ma non ci sono grossi pericoli.
e anche se questi posti brillano di luce propria, quando esce il sole è tutta un'altra storia. Infatti dona maggior risalto a queste montagne che non mi stancherò mai di dirlo, ma sono qualcosa di unico. E mentre mi alzo di quota, orizzonti panoramici spaziano dalla Stò de Formin, dalla Ragusela, il Nuvolao, l'Averao, il Lagazzuoi, il gruppo delle Tofane, la Croda Rossa d'Ampezzo e sulla mia destra la Crota dal Lago. Ti ringrazio Giorgia per la torta che mi hai preparato, che insieme al panorama direi che non è niente male. In meno di 2 ore da Cason de Formin raggiungo Forcella de Formin ad una quota di 2463 metri, da indicare come il punto più alto dell'intero trekking. Mi lascio quindi Forcella de Formin alle spalle e mi dirigo verso Forcella Ambrizzola. E mentre scendo su questa serpentina detritica, dove bisogna prestare attenzione a non scivolare, sulla mia sinistra l'inconfondibile piramide del Monte Antelao, davanti a me il becco di Mezzodì e sulla destra l'imponente mole del Monte Pelmo. Per la cronaca, quello che vedete in alto è Forcella de Formin, il punto da cui sono sceso. In circa 30 minuti di cammino da Forcella de Formin raggiungo Forcella Ambrizzola ad una quota di 2264 metri. Qua è garantito trovare aria sempre, praticamente come sul viadotto di Vittorio Veneto Sud provenendo da Mestre. E da Forcella Ambrizzola si estende una panoramica su tutta la conca ampezzana. In basso il centro abitato di Cortina, poi sulla sinistra Cima Ambrizzola, la Croda Rossa d'Ampezzo, il gruppo del Cristallo, in fondo le 3 cime di Lavaredo e sulla destra anche il gruppo del Solapis. Abbandono quindi Forcella Ambrizzola, che possiamo considerarla come il giro di boa dell'escursione, e mi dirigo su comodo e largo sentiero con segnavia 434 in direzione Lago Federa e Rifugio Palmieri.
In circa 3 ore e 30 dal punto di partenza raggiungo il rifugio Palmieri Grotta da Lago ad un'altitudine di 2046 metri, posizionato sulle sponde del lago Federa. Al lago Federa imbocco il segnalvia 534 in direzione Cason de Formin. Mi addentrerò tramite questo sentiero boschivo nella Val Negra, dove concluderò l'anello escursionistico. E come gli abiti che si indossano solo nelle occasioni speciali, la Grotta da Lago indossa il suo proprio in questo periodo. Sarà questione qualche settimana, di qualche giorno, poi questi larici si coloreranno di giallo e renderanno maggiormente suggestivo questo ambiente, anche se di suo già lo è. E rieccomi a Cason de Formin, dove questa mattina ho lasciato questo sentiero per seguire il 435 e fare l'anello della Grotta da Lago. Quindi sono ridisceso da questa parte e proseguirò in direzione Ponte di Rocurto sul sentiero 437 per ritornare al mio punto di partenza. Arriviamo quindi alle conclusioni. Mi accingo a concludere questo bellissimo trekking in quasi 5 ore di cammino, ovviamente pause escluse. 14 km, poco più di cammino e 900 metri di dislivello positivo. Di sicuro il tratto di maggior impegno è quello che da Cason de Formin taglia tutta la Val de Formin e sale fino a Forcella de Formin. Sicuramente quello più divertente, molto panoramico e sicuramente anche quello che presenta leggere difficoltà tecniche, anche se non sconfinano mai sopra il livello escursionistico. Poi da Forcella de Formin fino all'Ambrizzola e al lago Federa è praticamente una piacevole discesa con una strada larga ben battuta, con assenza di difficoltà tecniche. Dal lago Federa fino al ritorno a Cason de Formin è un sentiero boschivo, quello che si addentra nella Val Negra, che comunque è ripido, detritico, potrebbe essere più insidioso con fondo bagnato. Con questo è tutto, io vi ringrazio per aver dedicato parte del vostro tempo alla visione di questo video e se vi è piaciuto vi do appuntamento al prossimo. Ciao Tosi!